KO dell'Inter a San Siro per mano di questa Roma che ha ottenuto il 18° risultato utile consecutivo. Il Napoli naturalmente ne approfitta e batte per 2-0 il Torino con un McTominay assolutamente e sempre protagonista. Ce lo racconta il nostro inviato a Napoli Gianluca Viscogliosi. Ben ritrovato. Ciao Deborah, ben trovati. Qua l'entusiasmo è palpabile. Il 10° e l'11° gol di McTominay hanno praticamente messo in ghiaccio la gara. Un po' di situazioni strane, l'infortunio ennesimo di Buongiorno, Lobotka, Anghissà usciti malconci, però la notizia è che la capolista se ne va, lo hanno detto anche i tifosi del Napoli. Magari non se ne va perché 3 punti sono un bel cuscinetto, vedendo anche il calendario del Napoli molto più agevole dell'Inter, però insomma l'entusiasmo è davvero palpabile. Cominciano a sentirlo questo quarto scudetto, e quello che è successo a San Siro aveva già fatto esplodere nel pomeriggio. Tra l'altro il Napoli è anche un passo, manca qualcosina, ma è a un passo anche dalla qualificazione alla prossima Champions League. Insomma tutto apparecchiato per una stagione da ricordare, anche se qui ancora ci vanno cauti perché l'aritmetica non c'è, lo scudetto è ancora lungo, ma il Napoli è molto ben avviato. E ovviamente sugli scudi c'è questo ragazzo Scott McTominay. Qualcuno aveva detto forse sono troppi 30 milioni per un giocatore in scadenza. 11 gol in Serie A, credo 4 assist, insomma ci ha messo lui gol per far capire che è stato il grande acquisto della scorsa sessione di mercato. Sì, è vero, tra l'altro poi torno da te perché ci sono tutti degli incroci interessanti anche in chiave Champions League per questo Napoli, e tra poco andiamo a ricapitolarli, ci saranno anche le parole dei protagonisti. Giovanni, cosa succede all'Inter? Perché ovviamente parlando della vittoria del Napoli ci leghiamo il KO dell'Inter, era tutto in parallelo quest'oggi per questa lotta a scudetto a 2. Ma guarda, tu prima hai detto chi se lo sarebbe aspettato, io credo invece che il crollo dell'Inter fosse abbastanza scritto, poi dopo può sorprendere la modalità. Sì. Alle volte oggi l'Inter ha perso meritatamente, alle volte c'è della casualità nei risultati. Penso ad esempio che se tu incassi un gol al 94esimo in semi rovesciata è una partita che magari potevi anche aver pareggiato alla fine e l'avresti tolta da questo conto delle 3 sconfitte consecutive, ma cambia poco. Io penso che l'Inter abbia perso lo scudetto a Parma, nel secondo tempo di Parma, da lì in poi il destino di questo campionato secondo me era segnato, un campionato che da dicembre vede una squadra molto forte e allenata da un tecnico molto bravo che fa un calcio degli anni 80 una volta a settimana, e un'altra che si è data come missione di provare ad andare avanti il più possibile in tutte le competizioni, con un grande circoletto rosso su questi 12 giorni. Io francamente mi stupisco di chi si sorprende che facendo Bayern, trasferta a Bologna, derby e partita contro la Roma che è imbattuta dal tempo dell'impero romano, una squadra possa perdere uno scudetto che si sta giocando punto punto. Io credo sinceramente che sia la normalità. Sì? La differenza l'Inter la poteva fare. Però dalla Coppa Italia è uscita, quindi man mano sta perdendo. È uscita ieri sera. 3 giorni fa, certo. È uscita 3 giorni. domani, nel senso che non farà l'ultima partita di Coppa Italia. Dal parlare di triplette, metterci il quarto traguardo del mondiale per club a rischiare così. Sì, ma io credo che l'Inter non vincerà nessun titolo in questa stagione. Però guarda, l'ho scritto un mese e mezzo fa, bisogna fare l'elogio della stagione degli 0 titoli. Perché poi noi ci concentriamo sempre sul risultato finale, che per carità non è un dettaglio, è molto importante. Invece io penso che la stagione dell'Inter, e visto che tanto poi si parlerà solo di questo nelle prossime settimane, la stagione di Simone Inzaghi sia una stagione eccezionale. Penso Ma perché un mese fa ti è venuto in mente che avrebbe vinto 0 titoli? No, mi è venuto in mente che era una possibilità estremamente concreta. Io ritengo da sempre che il Napoli sia il favorito di questo scudetto e si stanno esattamente allineando le situazioni come erano scritte, secondo me. La Champions League per definizione non si può immaginare che una squadra possa programmare di vincerla, e poi la Coppa Italia poteva succedere, ma voglio dire, non sarebbe stata certo la vittoria della Coppa Italia eventualmente a salvare Inzaghi dagli strali dei critici, no? Sì. Se vogliamo essere ragionevoli. Io penso che ogni tanto ci si debba concentrare anche sul percorso e non soltanto sul risultato. E credo che una squadra che l'anno scorso si è molto concentrata sul campionato, ha vinto uno scudetto storico anche per il modo in cui è arrivata, avesse bisogno di darsi un obiettivo diverso,
Io apprezzo chi fa questo, apprezzo chi non va via quando vince, perché ripetersi è difficile. E quindi oggi non sentirete da me critiche verso Simone Inzaghi e verso l'Inter. L'Inter è scoppiata, è svuotata, credo non sia soltanto nemmeno una questione fisica, penso sia una cosa complessiva che mette dentro anche un pizzico di convinzione, di fatica di testa che ti viene addosso quando capisci che la montagna che devi scalare è molto alta. Se l'Inter deve rimpiangere qualcosa, deve rimpiangere, a parte qualche punto buttato via all'inizio del campionato, ma in quello anche il Napoli ha i suoi rimpianti. Quello che deve rimpiangere secondo me è il secondo tempo di Parma, perché il secondo tempo di Parma avrebbe consentito di gestire questi 10 giorni con diciamo una testa diversa. Siccome a Parma l'Inter ha buttato via i 2 punti, nei 12 giorni esatti dal Bayern alla Roma si è consumato un finale che io credo fosse scritto. Il Napoli in questo momento non gioca un gran calcio, ma stasera ha fatto una partita molto seria, solida, non ha mai rischiato, sì. È fuori dalla crisi, ha un calendario che da 3 giornate a questa parte è troppo facile per immaginare che ci siano dei passi falsi. Non è detto che vinca Lecce, ma io credo che l'Inter non è detto che faccia 4 vittorie nelle prossime 4. E quindi secondo me questa 34esima giornata ha indirizzato in maniera decisiva e finale il campionato. Allora, tra poco vi faccio sentire le parole di Inzaghi dopo il KO di San Siro. Intanto ci sono le parole di Gasperini e tra poco le vediamo con il nostro Michele Moretti dopo l'1-1 di Bergamo contro il Lecce. Gianluca Viscogliosi, invece, per quanto riguarda il Napoli, settimana scorsa parlavamo del botta e risposta a distanza Conte De Laurentiis. Adesso l'atmosfera com'è? Premettendo quello che dicevi prima, e cioè c'è molto entusiasmo dopo questa vittoria in concomitanza col KO dell'Inter. Ma secondo me non è che cambi molto il rapporto Conte De Laurentiis, perché secondo me rimane teso. Alla fine stanno entrambi ottenendo quello che vogliono. De Laurentiis c'è più vicino con la qualificazione in Champions League, mentre invece Conte ancora manca un po' per lo scudetto, però credo che i rapporti rimarranno così e se vogliamo il grande dubbio sarà proprio eventualmente di continuare avanti insieme, perché le vedute sono abbastanza diverse, quantomeno per questa stagione. Bisognerà capire se la fiducia c'è ancora, quindi per me i rapporti, Deborah, non cambiano, però oggi è proprio il momento della festa. Continueranno a festeggiare qua a Napoli e da questo punto di vista se ne vedranno bene di commentare i rispettivi rapporti Presidente e Conte. Ti dico che il Presidente non era presente oggi allo stadio perché il palchetto, diciamo, d'onore di oggi era presente con delle leggende. Kroll che ha fatto la sua passerella con i tifosi nel pregare, e Vincenzo Montefuso, a cui rifacciamo gli auguri, che ieri ha spento le 80 candeline, grandi bandiere napoletane. Poi cameo anche del Ciolo Simeone a vedere il figlio, che non ha avuto neanche oggi un grande impatto, però credo che i rapporti De Laurentiis Conte rimarranno così fino a fine della stagione, anche eventualmente con lo scudetto, non credo che cambieranno. Ecco, e qui intanto ovviamente si parla, Fabio, di scudetto, ma non si sa che ne sarà di Conte per la prossima stagione. Questo è un argomento, ma io non ne parlerei stasera, perché il punto di questa sera è che il Napoli in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter. C'è soddisfazione. Fabio, ti faccio commentare invece quello che è successo a Bergamo con la delusione di Gasperini, Michele Moretti. Gianluca Viscogliosi, non sei solo. Nel nostro ultimo collegamento da Napoli cosa ci racconti? Perché poi ovviamente dobbiamo andare avanti, vi faccio sentire Inzaghi, c'è Ranieri con Sensao, c'è Tudor. Certo, Deborah, allora ti riporto un po' di sensazioni. Antò, è fatta? Io credo sarà fatta col Napoli-Genova. Inter-Lazio. Si festeggia lì? Sì, perché l'Inter pareggerà, il Napoli vince sicuramente col Genova. Poi voglio fare un saluto a chi? Bellissima Deborah. Deborah è sempre perfetta poi, mi raccomando. A Moretti. Moretti che è in studio. Grazie. Tutti quanti. E al signore qua che è un professionista giornalista. Buonasera. Faccio chiudere anche Matteo, vieni qua Matteo, 30 secondi, un grande Napoli, favoloso. Un grande Napoli che ha saputo dominare fin dal primo minuto, una squadra, non dico che è stanca, una squadra che ha dato tutto fino alla fine.
si sta concentrando adesso sullo scudetto per un motivo. Fino a 10 giornate fa si puntava alla Champions, Adesso... oggi si punta allo scudetto e questa è solo l'inizio. Solo l'inizio, Deborah, ti chiudo con le parole di McTominay. Velo flash, un secondo. Uno. Vinciamo o non vinciamo, Conte, rimani con noi, la piazza è tua. L'appello. Mi sembra un ottimo modo per chiudere. Io dico soltanto che McTominay ha detto pensiamo, non pensiamo troppo, andiamo avanti, e il soprannome che mi piace di più è McFradden. 11 gol, prima stagione di Serie A, il protagonista di questo momento e di questo scudetto, se arriverà, è proprio lo scozzese. Grazie al nostro Gianluca Viscogliosi, sempre circondato dai suoi tantissimi fan. A presto Gianluca, buon ritorno a Milano. Ciao Deborah, a voi un abbraccio. Adesso, e a proposito di Conte, ci sono le sue dichiarazioni dopo la vittoria per 2-0 di poco fa al Diego Armando Maradona ai danni del Torino, che lo porta in testa alla classifica a +3 sull'Inter. Michele Moretti. Esatto, e a proposito di Inter, dice Inter-Roma, non l'ho guardata, se volete non credeteci, io vi posso dire quello che ho fatto, ovvero ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Impoli e poi ho spento il cellulare, l'emozione per la vittoria, dice emozione, mancano 4 passi, ne abbiamo fatto 1, ci siamo portati avanti. Affronteremo Lecce e Parma in trasferta che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. Oggi contava vincere, siamo consci delle nostre forze. Oggi lo stadio è stato il 12° uomo in campo. Già arrivare ed entrare allo stadio è stato complicato dalle tante persone presenti. Erano eccitati e cercavano di trasferirci tutta la loro energia. E poi sulle dichiarazioni della scorsa settimana dice io parlo di calcio. Qualunque cosa uno dice viene poi strumentalizzata, quindi preferisco parlare solo di calcio. Giusto, su questo sono d'accordo con Conte, è un atteggiamento prudente. Michele Moretti, ho capito bene, lui non ha guardato la gara di San Siro, però è sceso in campo consapevole del risultato. Beh, penso che qualcuno gliel'avrà detto. Vero? Alla fine Fabio, questo fa la differenza. Della partita. Beh sì, poi se vogliamo Non si è voluto intesire per 90 minuti, ha voluto conoscere direttamente la sorte prima di scendere in campo di quello che poteva succedere. Lui l'ha detto chiaro e tondo, se volete non credeteci, infatti almeno io personalmente non ci credo. Però no, io credo Secondo me può darsi che non l'abbia vista invece, No, io credo per che lui non abbia questa... per non essere in tensione. Ma lui è sempre teso, tanto soprattutto durante le partite. Io credo che lui abbia questa capacità che nel campionato lo rende secondo me uno dei top assoluti nel mondo, di pensare gara dopo gara. Perché se a inizio campionato guardavi nel lungo periodo, la rosa del Napoli non era sicuramente la più forte, secondo me neanche tra le più forti. Lui ha questa capacità di guardare 90 minuti per 90 minuti, isolando la squadra, creando compattezza e portando ogni singolo giocatore a overperformare dando il 120%. E se tutti lo fanno si crea un collettivo che è difficilissimo da fermare, andando anche oltre quelli che sono i propri limiti. Poi è ovvio che non possiamo non pensare che conti la differenza di partite, perché l'Inter ha fatto 20 partite in più, vuol dire un girone di campionato praticamente, però intanto il Napoli è lì. Un po' più di un girone di campionato. Esatto. Perché quelle 20 partite non sono, con tutto il rispetto, con il Monza, con l'Empoli. Sono con cioè Bayern Monaco, City, il Bayer Leverkusen, l'Arsenal, il Manchester City. Anche Inzaghi l'aveva detto l'anno scorso. Non è un girone, è qualcosa di molto più impegnativo, certo. L'anno scorso avevi subito chiuso la pratica qualificazione, quest'anno sei arrivato a gennaio. Ma quest'anno è impossibile. Con questa nuova non lo puoi fare. Non sono solo 2 partite in più. Perché l'anno scorso le grandi squadre più o meno dopo 4 partite del girone l'avevano messa dritta, gestivano le ultime 2. Voleva dire che da fine novembre, dal 20 novembre, grosso modo, a meno che non avevi fatto qualche disastro, tu la gestivi. Qualunque sia la tua posizione, oggi tu sai che fino al 30 gennaio sono 8 partite in cui tu non puoi mai mollare. Esatto. Quindi hanno raddoppiato le partite della prima fase, e per partite intendo quelle che tu devi veramente giocare come fossero tutte un playoff, tanto per intenderci. Certo. Non è che ne hanno aggiunte 2. La formula ha allungato, ha raddoppiato di fatto il peso della prima fase. E tra l'altro, questa opinione personale, insomma, dimezzando anche lo spettacolo, perché allungando il brodo, permettetemelo, non hai più quella tensione che se sbagliavi la prima partita eri già in pericolo, come succedeva fino a poco fa. Quindi questo non è un magnavantismo, è un dato oggettivo che va preso in considerazione. Il Napoli, dal canto suo, che chiaramente non è colpevole di questa cosa, è colpevole di non essere entrata in Champions l'anno scorso, ma quello è un altro discorso, ha il merito di esserci stato lì fino alla fine, sfruttando poi gli errori dell'Inter, però il Napoli è lì.
sta facendo qualcosa di importante e Conte, secondo me, ripeto, in questo è uno dei migliori al mondo. Poi ci sono anche le competizioni europee, mi piacerebbe un domani vedere questo grande allenatore riuscire a imporsi anche in quelle. Allora, intanto c'è una notizia che riguarda buongiorno Michele Moretti, perché ha avuto un altro risentimento. Sì, alla coscia destra, che però è tendenzialmente muscolare? Una ricaduta dopo il vecchio infortunio probabilmente. Sì. Questa forzatura, perché poi durante il fine settimana abbiamo tutti sentito parlare di un Buongiorno che non era pronto, e ci ha stupito un po' tutti vederlo in campo dal primo minuto. Tendenzialmente ha fatto un po' quello che ha fatto Neres, probabilmente forzare dopo un infortunio, una ricaduta. Gli allenamenti comunque di Conte sono pesanti I campi, tendenzialmente... Michele Moretti. I campi di Sì, Castelvolturno. i campi di Castelvolturno sono molto brutti. Questa è la cronaca di quello che ha dichiarato ultimamente l'allenatore, che c'è la necessità, l'ultimo intervento alla 33esima giornata di Serie A di Conte riguardava la necessità di rifare alcune parti di campo, Giovanni, perché altrimenti i giocatori continuavano ad infortunarsi nelle stesse parti del corpo. Non so, guarda, Conte ha detto prima che tutto quello che lui dice viene strumentalizzato. A me sembra che quello che lui ha detto prima della partita e dopo la partita con il Monza, quindi diciamo tutto il weekend di Pasqua, non è che ci fosse chissà che cosa da interpretare. L'ha detto, ha spiegato che lui non considera sicuro che resterà a Napoli l'anno prossimo, ha offerto De Laurentiis un exit strategy, ha detto di aver saldato il debito con De Laurentiis, la sua famiglia e i napoletani, garantendo il rientro in Champions League. Ha fatto perfettamente capire che l'anno prossimo servirà altro, e l'anno prossimo tutti gli allenatori sarebbero ben contenti di focalizzarsi 90 minuti per 90 minuti lavorando una settimana. Il problema è che l'anno prossimo il Napoli torna nel mondo reale, nel senso nel mondo degli altri, e quindi avrà 10 partite di Champions League, avrà un altro tipo di pressione addosso. E penso che nelle parole di Conte ci sia il dubbio che, per quanto possa ottenere quest'estate da De Laurentiis, il Napoli l'anno prossimo non sia attrezzato per fare corsa con l'Inter, con il Milan, con la Juventus, il Milan magari fuori dalle coppe, quindi io credo che questo volesse dire. Poi en passant ci ha infilato la questione dei campi, che devo dire sono un po' birichini, perché nell'anno di Spalletti funzionavano benissimo, quest'anno funzionano male, quindi... Ha infilato la questione Guaiù, che serata! Finisce 2-0 o Maradona e o Napoli se mette bello bello un Coppa a classifica, +3 sull'Inter a 4 giornate da fine, una bordata che fa tremà tutta l'Italia. McTominay o guerriero nostro se mette o mantello e si porta a squadra in cop e spalle, doppietta, standing ovation e sogno scudetto che piglia sempre più forza. Una prova di carattere, una prova di core, una prova di grandezza. Conte o generale ci guida e sti ragazzi sono uno spettacolo, l'anima nostra in campo. E mo sentite che ha detto Matteo Politano dopo la partita, perché ha fatto proprio una dichiarazione che ha infiammato tutto, o popolo azzurro, sul valore da partita. Sapevamo quanto valevano sti 3 punti, fondamentali. Dovevamo tornare in Coppa e l'abbiamo fatto. Ora mancano 4 finali, dobbiamo vincere tutte, perché l'Inter non mollerà facile, ma noi ci stiamo. Sulla sua prestazione. Sono contento per come ho giocato e per l'assist. L'azione l'avevamo studiata a memoria. Io, Giovanni e Frank, sempre in coppa, stessa lunghezza d'onda. O primo tempo abbiamo fatto un macello, 2 gol e partita messa dritta. E parlando e compagni, McTominay è una bestia, o tempo di inserimento è da campione vero, e poi abbiamo Anguissa che ha trovato gol importanti, e Lukaku che davanti fa o Panzer, una potenza. Mo andiamo tantissimo sui cross e si vedono i risultati, sull'umore nello spogliatoio. Guaiù, sta squadra, pure quando abbiamo avuto una marea di infortuni, non ha mai mollato. Abbiamo fatto una striscia e vittoria assurda, sempre attaccati all'Inter. Certo, c'è stato un momento così così, ma ci siamo rialzati da grandi. Sul duello serrato con l'Inter. Giocà prima o dopo loro cambia, è normale. Però a noi ci deve frega poco. Dobbiamo pensare a vincere. Punto e basta. Ora stiamo avanti e sabato dobbiamo confermare. E infine, a chicca sulla sconfitta dell'Inter. La partita dell'Inter ce l'abbiamo guardata in camera e ve lo dico, a fine partita nu poco e festa c'è stata, ma senza distrazioni, ora testa bassa e pedalare. Guaiù,
Sta squadra ci fa pazzia, sangue agli occhi, cuore in mano e fede azzurra in coppe e spalle. 4 partite, 4 battaglie. Stiamo scrivendo una storia bellissima. Forza Napoli sempre, non ci fermerà nessuno. Ora parliamo di Anguissa e Buongiorno. Dopo a bella vittoria 2-0 contro Torino, che ci fa continuare a sognare o quarto scudetto, arrivano pure le prime notizie ufficiali sulle condizioni e Alessandro Buongiorno e Frank Zambo Anguissa, che purtroppo hanno avuto problemi durante la partita. Nata vittoria importante, guaiù, una di quelle serate che ti fanno battere forte o cuore, ma pure una serata che ci lascia una piccola amarezza perché questi due guerrieri hanno dovuto lasciare o campo prima da fine. E quando vediamo Anguissa appoggiarsi dolorante e Buongiorno fermarsi a mano un cop a coscia, un brivido ci passò a schiena. Ve lo dicimmo senza giri e parole, tutte e due hanno dovuto lasciare o campo prima del finito. Anguissa, o leone e centrocampo, un mastino che non molla mai, si è fatto male all'anca e ha dovuto lasciare opposto a Philip Billing, che è entrato qui, una voglia e spacca tutto. Buongiorno, o nostro nuovo muro difensivo, l'uomo che ci ha dato una solidità che ci mancava, si è fermato per un problema muscolare e Conte, senza perdere tempo, ha mandato subito Rafa Marin a presidiare a difesa. Non vi preoccupate troppo, guardi, mantenimo a calma. A SSC Napoli ha appena mandato una nota ufficiale per tranquillizzare a tifoseria. Per Buongiorno parlammo e non risentimento alla coscia destra, niente scappi brutti, pare, meno male. Per Anguissa si tratta di una botta all'anca e speriamo che sia solo una cosa leggera e passeggera. Mo nelle prossime ore, come si fa sempre, faranno tutti i controlli medici, le famose visite strumentali, per capire meglio o danno, per capire la situazione precisa e per sapere quanto ci vorrà per rivederli in campo, belli carichi e pronti a da tutto. Intanto, noi che siamo una tifoseria speciale, ci teniamo stretta a sta vittoria fondamentale, 3 punti d'oro che ci mettono sempre più vicino a un sogno grande. E non è solo questione e punti, guaiù, è una questione e anima, e fede e sudore e sacrificio. Vedimmo una squadra che combatte, che non molla, che tiene un fuoco in cuore. Ci stringimmo ancora più attorno a Conte, o comandante nostro, o generale che ha saputo dare una scossa, che sta tirando fora, o meglio e sta rosa. E ci stringimmo attorno a sti guerrieri, che pure quando cadono, si rialzano e combattono per sti colori azzurri che ci fanno vibrare l'anima. Grazie per essere stati qui, ci vediamo presto con nuove notizie dal nostro Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.